Si sarebbe accanito su di lei con una furia selvaggia. Sono inquietanti i dettagli che continuano a emergere sulla tragedia accaduta sabato pomeriggio in questo tranquillo condominio di Monte Galdella. Luigi Segnini, camionista 38enne, era tornato qui per prendere le sue cose. Ad attenderlo l'ex compagna Marianna Sandonà, 43 anni. Con lei un collega di lavoro, il padovano Paolo Zorzi. In pochi istanti Segnini si sarebbe scatenato come una furia. Prima avrebbe accoltellato il padovano, poi a più riprese colpito la donna, forse ancora prima di raggiungerla, con i fendenti mortali. 10, 15 le coltellate inferte. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza quali siano state le ferite più gravi subite dalla giovane donna. Ancora ricoverato in ospedale sia Luigi Segnini in rianimazione a Padova, dove riceverà la convalida del fermo per l'omicidio della sua ex compagna, sia Paolo Zorzi. In tanti ricordano Marianna, l'ennesima vittima di un amore malato che arriva a uccidere. Le prime avvisaglie sono sempre, le irruzioni violente, il controllo, che è un elemento fondamentale in questi casi, e la dipendenza eccessiva. Se questo va avanti, diventa il possesso di questo genere di uomini, e questo va assolutamente nel patologico.